Resta caldo il tema sul controllo ai pescatori attraverso l'uso di telecamere a bordo. Lo riprende la Lega sia attraverso regionale con l'intervento del consigliere Marco Dolfin, sia a livello europeo con l'intervento dell'eurodeputata Rosanna Conte. Dolfin, capo dipartimento pesca per il partito in Veneto, esprime infatti una preoccupazione che si unisce ai malumori espressi da Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, e Lorenzo Viviani, capo dipartimento pesca della Lega. Si ritiene infatti che i pescatori siano oggetto di una particolare attenzione, quasi considerati sorvegliati speciali, e che in questo contesto si ritrovino ad affrontare un'ulteriore restrizione delle regole sul margine di tolleranza. Ciò comporterebbe sanzioni più severe per i pescatori in caso di minore flessibilità nelle operazioni di trasbordo e di cattura accidentale del pescato. Tra l'altro le imbarcazioni sono luoghi di lavoro e verrebbe imposto un controllo con le telecamere altrove non permesso. Unica vittoria della Lega che la videosorveglianza verrà utilizzata sui pescherecci lunghezza fuori tutto 18 metri e non 12 come inizialmente proposto dall'Unione Europea. Dolfin afferma che d'altro canto la Lega si impegnerà a garantire maggiore tracciabilità nella filiera e maggiori informazioni sul prodotto ittico, favorendo il pescato di qualità delle marinerie locali. Allo stesso tempo sottolinea che saranno previsti controlli e sanzioni più rigorose per coloro che pescano e vendono il prodotto ittico in modo irregolare e senza essere professionisti. Infine, Dolfin conclude che l'Europa continua ad aumentare le difficoltà e le richieste per i pescatori, senza considerare le numerose criticità che il settore già affronta e senza tra l'altro tenere in conto che è sempre più difficile trovare persone disposte a intraprendere questo mestiere faticoso e di sacrificio. L'eurodeputata Rosanna Conte definisce inaccettabile l'uso delle telecamere, criticando anche il margine di tolleranza che non offre sufficiente flessibilità. Infatti, le stime dei quantitativi di pesce dichiarati durante le operazioni di trasbordo non devono superare il 10% rispetto a quanto viene effettivamente sbarcato o ispezionato. Un approccio rigido che metterà a rischio la pesca multispecie, in quanto è oggettivamente difficile quantificare con precisione il pescato di specie miste e piccoli pelagici. Di conseguenza, i pescatori rischierebbero di essere soggetti a sanzioni più frequenti. Anche per Conte, unica nota positiva, l'attenzione maggiore alla tracciabilità a tutela del consumatore. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.